Va bene, eccoci qua per questo ultimo passaggio di questo nostro convegno su Caporetto, convegno di cui abbiamo così esaurito la parte di incontro vero e proprio, di relazioni. Devo dire personalmente con molta soddisfazione mia personale, ma credo anche dell'Istituto, per la qualità dei contributi, per la varietà dei problemi che sono stati affrontati, anche se non tutto abbiamo coperto, ma credo abbiamo coperto una buona parte di quello che si poteva studiare. Soprattutto direi che è stato molto positivo il fatto che questo convegno si sia potuto organizzare in collaborazione con l'Accademia delle Scienze austriaca. La scelta, la decisione aveva, come dire, una ragione, una matrice di carattere, non dico ideologico perché sarebbe troppo, ma trattando di questa guerra, di quell'evento, di quegli avvenimenti, ci è sembrato opportuno farlo assieme. Così è risultato, credo, particolarmente significativo il confronto di storiografie, di letture, in una, direi, sintonia di valutazioni che è stata davvero, credo, proficua. Su questa premessa noi contiamo di arrivare al più presto anche alla pubblicazione degli atti. È normale, tradizione per noi i convegni importanti e che riescono, che sono tutti quelli che facciamo. È importante che poi ne resti una memoria scritta d'uso degli studiosi, soprattutto per una ragione molto semplice anche, perché questi risultati poi girano, durano, rimangono come punto di riferimento anche per chi non ha potuto, non ha voluto, non ha pensato di essere presente. Adesso noi chiudiamo con questo, non è un confronto, con questo incontro tra due studiosi di primo ordine che voi conoscete molto bene perché sono presenti nella cultura italiana entrambi da molto tempo, con molta, diciamo non solo notorietà che sarebbe poco rilevante, ma con molta capacità di intervento operativo nel dibattito culturale. Il mio compito è, avete visto, non mi sono messo in mezzo, abbiamo discusso un po', ma perché voglio tenermi a lato il più possibile. Vorrei che la discussione fosse soprattutto tra competenti specifici. Io confesso la mia incompetenza. Se parlassimo di Carlo Magno o di Federico II, probabilmente sarei più a casa mia, ma devo dire che sono a casa mia molto anche stasera perché quel problema, quel dibattito che c'è stato è stato un dibattito di grande livello su questioni, problemi, materie che ancora in qualche modo pesano anche se il tempo è passato. Io vorrei che il mio ruolo fosse quasi nullo, cioè vorrei che il colloquio tra i due studiosi che abbiamo al tavolo marciasse per conto suo. Mi riservo comunque di intervenire dove ci potessero essere degli spunti che mi paiono da riprendere, da segnalare, ma diciamo come se fossi seduto in quella seggiola e non in questa, che fra l'altro è più scomoda. Ma questo non incide molto. Cominceremo in questo modo. Ho chiesto a Mario Snenghi se avendo potuto partecipare a tutti i lavori, avendo preso un'infinità di appunti, perché ti vedevo sempre scrivere a riprendere, se comincia dandoci qualche sua impressione su come sono andati i lavori, su qualche tema che gli è parso ben riuscito, su qualche tema che gli è parso non essere presente. Per esempio non si è parlato quanto forse si poteva degli aspetti economici, strettamente economici, forse, ma ecco, avvierei in questo modo, riservandomi eventualmente di intervenire non per interromperli, ma per
appunto guidare forse su qualche linea, su qualche percorso che a chi non è così esperto come sono loro può essere utile per tutti noi. Quindi a questo punto io intanto vi ringrazio di essere qua. Ringrazio chi, nonostante la giornata faticosa, priva di mezzi e tutto il resto, è presente, e chiederei a te, Mario, di iniziare. Grazie. Grazie. Non sarò io a riempire gli aspetti economici, naturalmente. Il Presidente mi ha preso un po' in contropiede, dice in 5 minuti, perché gli ho chiesto ma in quanto tempo devo fare questa roba? Dice, prenditi pure 5 minuti, mi ha detto largheggiando. Dunque io in questi 5 minuti dovrei riferire sul convegno. Credo, fra l'altro, vi vedo in controluce, non sono sicuro, ma credo che diversi dei relatori non ci siano in questo momento, per cui anche questo... Però è vero che avevo preso un sacco di appunti perché c'era molto da imparare. Forse torneranno buoni nel vivere la discussione sulla base delle questioni, dei temi che porrà Ortalli. Partirò così. Non più tardi di una decina di giorni fa ero a Torino presso una istituzione, in qualche modo una consorella dell'Istituto Veneto, cioè l'Accademia delle Scienze. Anche lì si teneva un convegno su Caporetto, che era intitolato alla Finis Italiae, sia pure pudicamente completata da un punto interrogativo. Noi sobriamente qui abbiamo detto la battaglia di Caporetto. Vabbè, sono due titoli ben diversi. È sempre Caporetto, ma sono due titoli ben diversi. Dunque sono due chiavi, due approcci diversi, due tra i molti che in questo momento danno luogo sia a qualche convegno, sia e ancora di più a libri, perché basta entrare in una libreria e vedrete. Dunque la cifra di questo nostro incontro veneziano direi che è stata piuttosto quella dell'approccio tecnico e settoriale nel senso dei grandi settori, ma comunque dei settori, a una serie di grandi temi su cui eseguire degli approfondimenti e degli aggiornamenti sia da parte dei relatori austriaci che da parte dei relatori italiani. Una scelta. In fondo una scelta anche di raffreddamento della temperatura rispetto alle alte temperature che tradizionalmente caratterizzano invece Caporetto. Una giusta scelta, il ritorno ai fatti e, come diceva il titolo, la battaglia, una battaglia. Naturalmente questo apriva la strada in modo particolare alla storia militare. Giusto. Mi associo e d'altra parte facevo parte del comitato scientifico e quindi ho accettato e fatto parte di queste scelte. Naturalmente c'è un però, il però è questo, ma Caporetto non è una battaglia qualsiasi. Dunque, la visceralità del rapporto con questa parola cosa in 100 anni comporta necessariamente il richiamo alla fattualità e la fattualità poteva benissimo essere assicurata anche dallo storico economico, ma certo in prima battuta dallo storico militare. Su questo da un certo numero di anni, tuttavia, si ritiene di aver acquisito la fattualità che era necessario acquisire, si può sempre perfezionarla. Ma nell'insieme crediamo non da ora di sapere che cosa è veramente avvenuto in quegli ultimi giorni di ottobre, in quei primi di novembre, dal punto di vista dei fatti militari. Sì, ma accertato questo, comincia Caporetto. Cioè comincia lo specifico della battaglia perduta e così catastroficamente da suggerire in quella storiografia dell'immediato, che non era ovviamente una storiografia, ma chiacchiericcio, e però era il chiacchiericcio con cui si viveva e si reagiva nell'oggi del 25, del 26, del 27, del 28 ottobre, il comunicato di Cadorna. Questa storia dell'immediato ci sarà stato per qualunque scontro, per qualunque battaglia, ma si carica in questo caso di una serie di pregiudizi. Ecco, secondo me non era nelle corde di questo convegno andare su questo piano qui. La scelta era viceversa quella che abbiamo seguito. Rimando ad alcuni di questi punti
in uno dei suoi, non so se è una sua relazione o uno dei suoi interventi, Nicola Labanca, che è uno degli studiosi a cui dobbiamo questo approfondimento e queste rassicurazioni sui fatti, ha detto che dopo tutte queste rassicurazioni e che abbiamo raggiunto, pareva, un certo grado di sicurezza su quello che è veramente avvenuto, però l'anniversario invece ci mette di fronte ha detto, tutto il contrario di tutto. E poi ha specificato, tutto basta che non sia politica. E qui ha insinuato una critica del carnevale su cui davvero non lo posso seguire. Intanto il carnevale è e come politica. E poi perché senza la cifra, il criterio del carnevale, tra gli altri, ma comunque primario, secondo me non si può capire Caporetto. Non se lo sono sognato Comisso e Bacchelli perché erano scrittori. E poi quando riuscirò a infilare questo riferimento, farò infatti riferimento a una grande lettura indiretta assicurata dall'antropologia culturale su questa chiave del mondo alla rovescia. Poi ci sono stati degli approfondimenti interessanti sulla Chiesa. Chiesa e guerra, non di rado nelle relazioni da Caporetto in realtà si è finito per parlare della guerra, qualche volta scordandosi di Caporetto nello specifico. Relazione di Alba Lazzaretto, il vescovo Codardo, sarebbe il vescovo di Udine, intanto è Udine, dunque la capitale della guerra, quindi questa concomitanza conta comunque, ma poi il vescovo Codardo aveva soltanto, secondo me, la colpa di non essere friulano ma milanese, oltre che patriota e non né austriacante né indifferente né tutto e solo Chiesa rispetto allo Stato. Quindi partiva svantaggiato in partenza prima di Caporetto questo vescovo Atanasio Rossi, perché nella sua diocesi l'avevano accolto, diciamo così, tepidamente. Comunque la questione dei rapporti Stato e Chiesa naturalmente nel 14-18 attraversa un capitolo assolutamente essenziale, io credo, del ritorno della Chiesa all'Italia e dell'Italia alla Chiesa, che non è esattamente la chiave che oggi va per la maggiore, che è viceversa quella apocalittica dell'inutile strage, come se il Papa di allora avesse capito tutto e avesse capito cioè che la guerra non bisognava farla, mentre i cattolici di allora, non dico tutti, perché naturalmente erano un grande mondo dialettico, però la linea di tendenza era quella affermata piuttosto da Semeria e dal fatto che Cadorna, cattolico, oltre che liberale e oltre che figlio di suo padre, reistituisce i cappellani militari, 1000 subito, 2000 alla fine. A lode del liberalismo dell'epoca va detto che ci sono anche i pastori protestanti e i rabbini, però via gli intellettuali e i cappellani sì. Questa è la linea di marcia, ma dentro la linea di marcia ci sta pure l'inutile strage. Perché? Perché la gerarchia è una cosa complessa. Abbiamo imparato cose significative naturalmente dalla relazione, diciamo così, italo-austriaca della professoressa Vignazia su come reagisce la stampa viennese. E Renzi, che ha di recente rimesso in circolazione quel libro importantissimo e precoce di Spitzer con le lettere dei prigionieri, ha aperto quello che poteva diventare un capitolo importante nella discussione, perché le fonti costituite dalla corrispondenza popolare sono diventate negli ultimi 30 anni, Spitzer era stato un antesignano, ma negli ultimi 30 anni sono diventate fondamentali, anche in chiave di soggettività e di depoliticizzazione. È vero quello che diceva all'inizio la banca, tutto fuorché la politica. Ma invece poi la discussione è andata piuttosto in altre direzioni. Vedremo se adesso, nel tempo che abbiamo questa sera, è possibile riprendere questa faccenda qui. La scrittura popolare, in fondo Spitzer ha anticipato i tempi rispetto al boom di fine Novecento della cosiddetta scrittura popolare. Il collega Vedrak, forse non lo abbiamo raccolto a sufficienza nel nostro dibattito quando ci ha parlato di Trieste, dandoci tutta una serie di elementi, direi in chiave di spegnete i lumi,
spegnete i lumi dell'irredentismo, e quando è arrivato a dare delle percentuali ha detto bah, saranno il 2%. Io non metto in discussione il 2%, constato che col 2% si fanno grandi scelte politiche. All'epoca eravamo in piena dottrina delle elite, ma insomma anche questo continuo nell'anniversario della Grande Guerra a ridirci che in pochi hanno imposto ai molti di fare la guerra, e vabbè, e se ce l'hanno fatta? Vuol dire che il dibattito politico funziona anche in questa maniera. Ci piacerebbe che tutti noi fossimo cittadini al 120%, però accade, in particolare nelle svolte della storia, che questo non sia. Interessante anche la relazione del dottor Falsini, che ci ha riferito quello che possiamo leggere più analiticamente, ripercorrendo il suo libro uscito pochi mesi fa. Ricordo che abbiamo discusso con lui telematicamente del titolo a dare alla sua relazione, abbiamo convenuto sulla verità negoziata. A me sembra un concetto che lui ha lasciato sul fondo della sua relazione, che ben corrisponde a quello che ha detto, ma che forse potrebbe essere sbandierato ancora di più. Sì, l'inchiesta è una verità negoziata, ai bordi delle invenzioni dell'immediato, perché qualche mese è passato, e con questo merito straordinario, è vero, di cominciare a discutere dentro la guerra per Bacco. Però la verità ci metteremo molto più tempo. Su questo punto, se posso intervenire. Era l'ultimo che volevo fare. Sì. Intervenire un attimo. È il problema del ruolo della classe politica, anche il ruolo del rapporto tra la classe politica e l'esercito. Il fatto che tu ricordavi che la commissione d'inchiesta operasse durante la guerra stessa, che è qualcosa di abbastanza insolito. Questo è un tema, diciamo, di rapporto fra strutture che forse è generale, forse puoi aggiungere qualcosa su questo tema o quel dibattito interno all'esercito, poi ai livelli dell'esercito. Non prima di avere, diciamo così, a beneficio di tutti, portato il titolo di un giornale di oggi, a Caporetto della Banca d'Italia. Come vedete, per cui incrociamo tutte le dita. Incrociamo tutte le dita, però diciamo così, la parola rimane con una sua, diciamo così, gigantesca, massiccia presenza nella lingua italiana, nel nostro immaginario, quindi. Ma dice la classe la relazione. Io penso che se si guarda, diciamo così, l'elemento forte della memoria, Caporetto, che pure come vediamo è così incisiva, la relazione non ha molto posto. Hanno molto più posto. Sarà forse che la mia generazione ha riscoperto Caporetto grazie ai libri di Mario Snenghi, dove appunto si faceva poco spazio, anzi nessuno, se ben ricordo, le relazioni, invece molto spazio alla diaristica immensa. Io penso che la memoria di Caporetto, a dispetto di tutte le relazioni che ben vengano naturalmente gli studi, però la memoria di Caporetto sarà sempre appunto i diari, i libri di Soffici, di Malaparte, di Salsa, sarà sempre quella la nostra memoria di Caporetto. Varranno sì le testimonianze per gli studiosi, le testimonianze generali, le dispute sulle posizioni delle armate, sugli ordini dati o più spesso non dati. Però c'è un peso delle testimonianze dal di dentro degli intellettuali che, diciamo così, induce poi ad altre considerazioni, cioè che la prima guerra mondiale fu la guerra in assoluto con la più alta presenza di intellettuali. La seconda guerra mondiale ormai, diciamo così, gli intellettuali erano esonerati, stavano nei giornali, invece la prima guerra mondiale vide su tutti i fronti, non soltanto in Italia, una massiccia, e anche la morte di intellettuali, una massiccia presenza di intellettuali, quindi è la guerra su cui noi abbiamo più testimonianze di pregio, anche letterariamente di pregio. E io credo che anche l'immagine
orribile che abbiamo, appunto, dell'inutile strage, è molto legata a questa incisività delle testimonianze che noi abbiamo per la Prima Guerra Mondiale e non abbiamo per altre battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Ad esempio, che io sappia, su battaglie pure terribili, come esempio quella di Stalingrado, sì, abbiamo le lettere portate in salvo dagli ultimi voli del PAF da Stalingrado in Germania, però non abbiamo quel tipo di testimonianza che abbiamo, per esempio, appunto per la ritirata di Caporetto. Dove tra l'altro c'è un pathos, e anche poi delle considerazioni che sono molto legate, diciamo così, alla specificità politica dei testimoni, insomma, che però appunto ci lasciano un'impressione vivissima e definitiva, io credo, di questo evento, che siccome ormai è consuetudine, anche grazie appunto a un libro Mario uscito qualche anno fa, in qualche modo mettere in parallelo Caporetto con l'8 settembre, lì c'è una distinzione interessante, cioè mentre Caporetto, questa data simbolicissima, è piena di testimonianze dal di dentro di intellettuali che vivono la ritirata, vivono la sconfitta, perché sono sotto le armi, invece per l'8 settembre sono in gran parte prevalenti le testimonianze dal di fuori. Abbiamo testimonianze di scrittori, intellettuali, giornalisti che però assistono. Ci sono sì testimonianze di ufficiali, di soldati, ma non sono però, appunto, non hanno quella qualità intellettuale che invece hanno. C'è una differenza di due eserciti diversi, di un esercito in cui appunto c'è una leva che raccoglie tutti, e forse invece c'è nella Seconda Guerra Mondiale un esercito diverso. E forse questo anche ha cambiato la nostra immagine delle cose, delle due date anche. Un'ultima notazione su queste testimonianze così incisive su Caporetto, sulla ritirata, su tutti quei giorni drammatici. L'impressione, leggendoli oggi, è che naturalmente tutte queste testimonianze hanno una fortissima ottica italocentrica. Cioè, nessuno degli autori sapeva che cos'era veramente la guerra sul fronte occidentale, nelle Fiandre, in Picardia, eccetera. Per cui, diciamo così, un po' malaparte. un po' malaparte, però, voglio dire, c'è una, come dire, e questo è stato trasmesso, credo, all'immagine che noi abbiamo della Prima Guerra Mondiale, cioè l'idea che quello che è successo sul fronte italiano di atrocità, di guerra terribile, di sofferenze, sia stato un unicum, e anche che sia un unicum la guida militare di Cadorna. Io credo invece che, ahimè, sia l'una cosa che l'altra, le condizioni di vita generali, i disagi terribili, sia la sconsiderata guida militare di Cadorna, rientrassero largamente nella media, ahimè, di quello che fu la guerra 8, insomma. Ecco. E in relazione anche a queste testimonianze che tu richiamavi, un elemento che usciva con molta forza era il ruolo delle campagne. Il ruolo delle campagne, cioè quel mondo sociale che di fatto viveva la guerra senza forse saperne più di tanto, cioè in una costrizione. Un altro elemento da questo punto di vista era il ruolo femminile che usciva. Potrei risponderti sui contadini soldati prima di venire alle donne. I contadini soldati possiamo parlarne in due grandi maniere. Agostino Gemelli, che era un po' il consigliere sul piano della psicologia professionale del Comando Supremo, può lavorare sui soldati perché Cadorna lo favorisce. E ne escono una serie di saggi poi riuniti in un volume, Coevo, è del 17, Il nostro soldato, in cui spiega che il contadino soldato va benissimo, e va benissimo per le ragioni antitetiche a quelle per cui viceversa andava male rispetto a un'idea diversa di cittadinanza.
proprio perché è apolitico il contadino soldato va bene, proprio per questo. Quindi quello che sembrava un essere prima della storia, fuori dalla storia, troppo vecchio, ad altri, diciamo agli interventisti democratici, tanto a cominciare. Viceversa, Gemelli diceva no, no, va bene, e naturalmente si incontrava con Cadorna che detestava la politica. Questo è entrato da decenni nel dibattito, lo sappiamo che Gemelli ha avuto la capacità di concettualizzare questo dando valenza scientifica a quello che i generali magari potevano pensare per conto proprio, per pigrizia intellettuale, non per aggiornamento psichiatrico. Però facevo prima riferimento a un grande libro di antropologia culturale che è quello di Giuseppe Cocchiara, che alla metà degli anni 60 manda fuori da Boringhieri Il mondo alla rovescia. Io l'ho ripreso in mano nell'ambito di questo anniversario e mi sembra che mi ci dica tantissimo. E tra le cose in particolare c'è questa. Lui lavora molto sulle stampe popolari e dice tra le stampe popolari che attraversano i tempi c'è questa strana forma di mondo alla rovescia, e cioè il contadino armato e il soldato che ara, che compie il lavoro contadino. Dice questo è un tipo di stampa che si ripresenta più e più volte nel corso dei secoli. Ebbene, sopraggiunge la rivoluzione francese con le sue idee di cittadinanza e arma il contadino nell'intento di renderlo cittadino, col tempo con la paglia, ma insomma questa è la linea di marcia. E questa è la prima guerra mondiale, coscrizione obbligatoria, eserciti contadini, questo ancora più vero in Italia perché è meno industrializzata e meno alfabetizzata. Però questo senso di essere fuori posto, forse, è una lettura possibile, forse esplode in quegli ultimi giorni d'ottobre in un certo numero di contadini soldati, se è vero nella misura in cui sia vero che gettano le armi. In questo modo rientrerebbero in se stessi, il famoso tutti a casa, no? Che serpeggia nella diaristica e memorialistica. Come al solito i contadini soldati analfabeti parlano per interposta persona, quindi il tutti a casa serpeggia, viene loro assegnato, attribuito dagli ufficiali o tutt'al più, bene che vada, da malaparte commisso, dai bassi gradi. Ci hanno preso o non ci hanno preso? Era una corretta interpretazione di questa serie di fucili. Ieri si parlava anche del senso da dare ai mucchi di fucili. Comunque, insomma, c'è anche questa possibilità che mi pare corrisponda benissimo a quello che Malaparte dice in un certo numero di pagine del suo Viva Caporetto, alias La rivolta dei Santi Maledetti, che è uno dei primissimi testi venuti fuori. Ricordatevi che lui è interventista e repubblicano e che va addirittura a fare la guerra in Francia perché non ha la pazienza di aspettarla in Italia. Ebbene, anche lui interpreta questo improvviso disarmo delle masse come un ritorno alla natura. Questo è risaputo. Un pochino meno risaputo, ci sono alcune righe persino nella ritirata del Friuli di Ardengo Soffici, tutti e due futuri intellettuali militanti del fascismo, ma anche Soffici che viene mandato dal suo generale a fare una sorta di inchiesta, così molto relativa e approssimata nei campi in cui si radunano gli sbandati, dice ma questi sono ritornati contadini, li vedeste con che felicità tastano la natura e il terreno, verificano le foglie, eccetera, sono loro, è la loro vita. E addirittura in una riga e mezza, non se ne concede più, Soffici dice e se... perché bisogna dirsi la verità, vero? Bisogna dirsi la verità. E se fosse... Dopodiché gli passa immediatamente e ridiventa quello che è, Soffici, un ufficiale che sta indagando come veramente si comportano i soldati e che cosa si può fare. L'idea di cittadinanza, la cittadinanza, io credo che sia stato per certi versi interessante il ragionamento fatto su Trieste durante la Prima Guerra. Trieste durante la Prima Guerra, che vuol dire una città che è una città a forte maggioranza italiana di permanenza, ma una città veramente imperiale, perché c'era questa serie di, possiamo dire, etnie, di gruppi nazionali
E quello ci mette un po' di fronte, mi pare, proprio all'idea di un mondo che sta cambiando, cioè qualcosa che fa parte del passato, che cosa si recupera, cosa diventa, cosa sarà, cosa si perde, cosa si ritrova attraverso, per esempio, l'irredentismo. Ecco, questo è un tema che mi è sembrato interessante nei Abbiamo lavori di tutti e due questa cose mattina. da dire, comincia. Ma non so, a me veniva, tra l'altro sono stato appunto a Trieste pochi giorni fa, che all'Imperial Regio Governo insomma, riusciva molto bene a gestire una multietnicità naturale per Trieste e per tutta la zona, che insomma, tragicamente fu rifiutata, non riuscì insomma, al fascismo. L'Italia liberale, già quella liberale, diciamo così, non si mise sulla strada di una gestione pacifica, tollerante e amministrativamente molto capace della multietnicità e multiculturalità di Trieste. Sentendo la relazione di stamane del nostro collega austriaco, diciamo così, traluceva l'immagine, diciamo così, di una sapiente amministrazione, di una saggia amministrazione, certo che era assolutamente antitetica alle spinte nazionali che attraversavano la comunità slovena, la comunità italiana, e naturalmente si capiva la fragilità e l'equilibrio delicato su cui tutto ciò poggiava, appunto, su una certa totale arcaicità ideologica in cui appunto non c'era ancora la bomba orologeria del nazionalismo. Che chiede, mi è capitato poco tempo fa di leggere un diario di 48 Gambino, ricordava come appunto nella Trieste austriaca lui e i suoi compagni italofoni di cultura italiana che frequentavano il liceo italiano, la scuola italiana, si facessero un punto d'onore assoluto nell'andare benissimo a scuola, perché bisognava superare, diciamo così, in eccellenza gli allievi delle altre scuole, soprattutto le scuole naturalmente austriache. Penso che, del resto anche Mario Snenghi prima, diciamo, la spinta della minoranza, della iperminoranza irredentista, fosse però fortissima a Trieste. Bisogna vedere anche sul piano, il piano culturale conta. Avere alle spalle rispettabili, anche se a me sconosciuti, poeti sloveni è un conto, avere alle spalle Dante Alighieri, che sappiamo, diciamo così, quale funzione ha esercitato come catalizzatore culturale dell'irredentismo adriatico è un'altra cosa, insomma. Avere alle spalle la tradizione anche politico-culturale italiana, appunto, è una cosa diversa, e quindi questo che, diciamo così, moltiplica quel 2%, lo fa diventare un 20, un 40, insomma, a parte, diciamo così, poi mi stupisco però, la cosa che mi chiedevo durante la relazione è usciva questa immagine, diciamo così, positiva dell'Austria, però davanti avevo anche le immagini terribili dell'impiccagione di Cesare Battisti, tutta quella sequenza fotografica che è stata pubblicata di recente, una serie di fotografie atroce. Come è stato possibile che venisse dimenticata quella sapienza di gestione anche culturale e politica della guerra, dando invece corso a un'atrocità del genere, insomma. Chiedevo, c'era stata forse una prevalenza degli elementi militari, dei comandi militari, forse la necessità di mettere un alto brutale all'irredentismo, che serpeggiavano anche come durante la guerra, forse a Trieste come altrove nell'area, penso più che nell'area triestina, più che nell'area trentina, che mi sembra torpida. Tutte queste cose appunto aprono campi di indagine che la relazione di stamattina sollecitava ulteriormente. Sì, prego. Certo Paradosso di Trento e Trieste. Certo che è impressionante quel 2%, perché quel 2% poi conta il peso specifico. Sono relazioni di polizia, bisogna vedere, insomma. Dicevo, il paradosso di Trento e Trieste, che noi abbiamo caricato fino a non tantissimo tempo fa
di un significato che appariva univoco e che gli studi degli ultimi decenni compiuti rispettivamente a Trento e Trieste, in quelle aree storiografiche di influenza, hanno invece molto scombussolato. Noi le trattavamo allora, venivano trattate allora come se quasi fossero la stessa città. In realtà è stato fatto una relazione specifica su Trieste che ce l'ha mostrata così, multiculturale e poliglotta, e con questa avanzata rapidissima degli sloveni che si piazzano buoni secondi e sempre più vicini, anticipando idealmente futuri risorgimenti altrettanto nazionalisti di quello nostrano. Situazione molto diversa nel Trentino. Noi li abbiamo unificati come se stessero succedendo cose analoghe. Non era affatto così, perché il Trentino, altra storia, è la storia di un movimento cattolico che copre gran parte delle vallate nella parte meridionale del Tirolo, poi c'è la questione del Tirolo settentrionale, e dentro c'è questa figura straordinaria di Cesare Battisti che cerca di costruire il partito socialista nel Trentino. Beh, sono piste diverse, ma vorrei chiudere una prima di eventualmente raccogliere questione Battisti. Trento e Trieste sono stati utilizzati allora in chiave di, diciamo, interventismo democratico, così forte da essere sopravvissuta all'interventismo democratico stesso, perché noi continuiamo scolasticamente a ripetere la guerra di Trento e Trieste senza mai sognarci di aggiungere Bolzano, come se Bolzano non ci fosse invece dal 1918-19, altrettanto di Trento e Trieste, ma ovviamente per motivazioni diverse. Non abbiamo fatto la guerra per Bolzano, no, poi così no, è capitato quello è fatto. che no, l'onorevole Sonnino ce l'abbia è accollata. capitato che l'interventismo nazionalista dall'interno ha scavato dentro l'interventismo democratico italiano e l'ha surclassato. Dopodiché la parola è rimasta più a lungo della cosa interventismo democratico, mentre non pochi degli stessi interventisti democratici si pentivano di sé. Ci sono delle pagine autoferoci dello stesso Gaetano Salvemini nei primi anni '20. Allora, a Trieste la cosa è particolarmente feroce. L'impazzimento o l'annichilimento dell'interventismo democratico e la sua sostituzione con un interventismo slavofobo e nazionalfascista sono cose che poi procedono per generazioni, e intanto il fantasma libero e libertario quasi di Trento e Trieste procede per conto suo, mentre la storia viceversa è andata avanti in un'altra maniera. Battisti, l'impiccagione di Battisti ha la tragica virtù di essere stata fotografata per dritto e per traverso ed essere stata subito resa pubblica per una pazzesca scelta di comunicazione fasulla, per cui le fanno diventare addirittura cartoline prima che qualcuno si accorga che è suicida. È Karl Kraus uno dei primi che lo segnala. Dice: questo è un modo in cui l'Austria impicca se stessa, entrando proprio nell'immagine negativa formata dal Risorgimento italiano. Però la grande letteratura asburgica, Musil compreso, mostra che l'impiccagione di Battisti è importante perché lui è un deputato, è un socialista, è un uomo noto, ma tutta una serie di povere famiglie slave vengono attaccate allo stesso albero andando in giro per l'Europa centrale. È una regola, ed è una regola anche la fotografia. E nell'archivio militare di Vienna, dove sono imboscati fior di intellettuali, il capo spiega agli intellettuali quello che potrebbero fare, e tra le cose che possono fare è mettere le didascalie alle fotografie che sempre si ha cura di fare davanti a ognuna di queste forche. Vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo una notazione che mi veniva da fare a proposito della relazione di stamattina su Trieste. Evidentemente Trieste è ancora viva dentro di noi perché accende ovviamente. Cioè, noi tutti sappiamo che una delle prime manifestazioni del nazionalismo aggressivo fascista nel dopoguerra fu l'incendio del Narodni Dom a Trieste, cioè la casa l'edificio che ospitava i giornali, la sede delle associazioni slovene. Ci ricordava stamane la relazione, mi sono chiesto se non ci sia stato qualche forma di, diciamo così, di relazione
che incendi, distruzioni dei circoli italiani erano avvenuti ad opera degli sloveni nel 14, raccontavano, e quindi è probabile che quella in qualche modo fosse anche una risposta, una rappresaglia per quelle distruzioni che evidentemente una parte di Trieste forse non aveva dimenticato, insomma, ecco. E la storia non si cancella, la storia è un deposito lungo e vischioso. È sempre un 2% che si incarica di ricordarla. Esatto. A volte ci riesce. Poi ci sono anche i professori di storia che ci mettono la loro. A volte ci riescono, a volte no. Fanno parte, forse a volte fanno parte o no del 2%, anche loro. Senti, un altro elemento che veniva fuori, emergeva abbastanza, è stato trattato parecchie volte e tornava fuori fortemente con la storia della commissione d'inchiesta, è quello del ruolo appunto del Parlamento, della politica in queste fasi di guerra, cioè la politica che spazio aveva rispetto all'esercito, rispetto alla realtà militare. Oddio. Poco ne aveva, come è noto, ne ha avuto pochissimo, insomma, tragicamente poco, perché c'è stato appunto la guerra italiana ha avuto delle caratteristiche molto, molto peculiari, quella di una capacità divisiva assoluta, divisiva all'interno della classe dirigente che si spaccò fra neutralisti e interventisti, divisiva anche, diciamo così, nell'opposizione all'Italia liberale. Una parte della sinistra andò con l'interventismo, si dichiarò interventista, un'altra parte invece, il Partito Socialista, scelse la posizione del né aderire né sabotare, e la divisione si procurò anche tra classe politica e mondo militare. Anche all'interno del mondo militare però insomma, diciamo così, sembra di capire da molta poi materiale emerso proprio dalla commissione d'inchiesta, prima anche da una parte della memorialistica, cioè c'era una parte del mondo militare che naturalmente nella gabbia di ferro della disciplina non poteva manifestare la sua opposizione, ma che però era fortemente contrario alla leadership cadorniana, insomma, la sentì come qualche cosa di oppressivo, di costringente, tant'è vero che appunto poi l'effetto furono la cifra pazzesca di generali di alti gradi sbattuti fuori dal comando. Questa divisività arrivò talvolta, diciamo così, fin dall'inizio, in un certo senso, sull'orlo della guerra civile. Addirittura, pensi? Beh, in qualche modo, sai, c'è diciamo così, un filo rosso di guerra civile strisciante che attraversa la storia d'Italia, forse dal Risorgimento in avanti, cioè una contrapposizione fra due ali. Naturalmente è una contrapposizione che può avere aspetti, diciamo così, alla fine di compromissione finale, ma può avere anche momenti di scontro, insomma. Il Risorgimento non è stato, diciamo così, l'idillio unanimistico in nome dell'unità d'Italia, è stato uno scontro fra due ali che si sono anche presi a fucilate, insomma, voglio dire. Aspromonte non è stato, diciamo così, un'invenzione della propaganda borbonica. Questa cosa si è protratta, diciamo così, c'è stata una difficoltà di integrazione nell'edificio statal nazionale italiano che richiama, che rimanda a questa divisività di fondo. Forse, diciamo così, la storiografia sulle orme di Gramsci, ma anche naturalmente di tante cose scritte prima, ha sempre insistito sulla difficile integrazione delle masse italiane nello Stato nazionale, no? Ma questa integrazione, là dove è avvenuta, che poi appunto molto spesso, diciamo così, dove è avvenuta noi pensiamo che sia avvenuta mitologicamente, forse anche dove è avvenuta meno di quanto noi crediamo. Comunque anche dove è avvenuta aveva la possibilità di avvenire, perché poteva richiamarsi a un fortissimo mito di fondazione unitario, la rivoluzione francese per definizione. E
In Italia era difficile perché non c'era questa... Il mito nazionale non aveva carattere unitario, vero? Non aveva avuto carattere unitario. I mazziniani erano rimasti all'opposizione, Garibaldi aveva detto ma a me quest'Italia fa schifo, appena fatta, è una cosa fantastica, insomma, che lui che era stato il padre dell'unità d'Italia, cioè, praticamente l'indomani dell'unità dice ma io non ho mica combattuto per quest'Italia. Era difficile con queste cose alle spalle, diciamo, sì, immaginarsi che ci potesse essere un'integrazione delle masse. Quest'ultimo intervento di Gary La Loggia apre uno spazio storico molto dilatato che va oltre naturalmente quello che ci siamo detti nel convegno, ma che mi fa piacere raccogliere naturalmente. Certo che sì, il conflitto e la divisività sono interni al processo risorgimentale. Io penso che ciò che avviene all'Aspromonte sia il cuore rivelatore dell'essenza. E parlo di fucilazione differita di Garibaldi, che era stato condannato a morte dal Regno di Sardegna nel 1934, ma in contumacia a questo punto la fucilazione potrebbe avvenire, calcolata, e chi mai potrà dimostrarlo. Certo che sparare mirando al malleolo è difficile e colpire la panza non è difficile. Come sarebbe stata aggiustata la storia nessuno lo può sapere, ma sta di fatto che padre della patria, uno dei due viene fucilato, l'altro muore sotto falso nome. Parlo naturalmente di Mazzini. Il che non significa che tutta questa divisività non stia dentro un processo nazionale che comunque il 2, il 4, il 6 o quello che era per cento aveva portato avanti e rispetto a cui in fondo tra le motivazioni per fare la guerra c'è anche quello di tentare la via di una ricomposizione proprio di questa dialettica interna. E l'esercito di Cadorna può pensare per circa 2 anni che questo stia avvenendo, certo alla luce del culto della passività e della rassegnazione, invece che di una cittadinanza liberal-democratica come quelle che avrebbero in mente quelli che hanno spinto nel senso della guerra voluta per la liberazione di Trento e Trieste, ma Cadorna non è Salvemini. Cadorna non è neanche Albertini, anche se Albertini, il ruolo del Corriere della Sera è assolutamente fondamentale. Mi è avvenuto più di una volta di dire che il Corriere della Sera di Albertini in quegli anni è il partito liberale, che in fondo non c'è altrove. Ma ci picchia se è divisivo anche il ruolo di spinta di Albertini, che usa Salandra, usa con qualche difficoltà in più, naturalmente dato l'uomo sonnino, e però l'ultima parte della guerra spinge il suo giornale e cerca di spingere la politica italiana in direzione di una politica estera diversa, slavofila, con Borgesi all'interno del giornale in particolare e Amendola all'interno del giornale, che vanno in senso non più slavofobo. Figurarsi, il ministro degli esteri rimane lo stesso, per cui la divisività c'è anche semplicemente come divisione di linee politiche. Ma il problema è, e veniamoci allora, non ne abbiamo ancora parlato, il famoso comunicato di Cadorna il 28 ottobre. Il massimo di divisività parrebbe in questo: il comandante in capo che accusa alcuni reparti del suo esercito di avere volutamente gettato le armi, volutamente tradito. Io sono partito da lì, lo dico rivolgendomi in particolare a qualcheduno dei presenti ai tempi dei vinti di Caporetto. Ho preso sul serio, in via di ipotesi di lavoro, quello che Cadorna aveva detto. Sono andato a vedere quello che pensavano di sé, quelli che ragionavano di sé, e naturalmente mi sono trovato di fronte a milioni che stavano zitti e che si lasciavano vivere, si lasciavano parlare o scrivere agli altri. In quale misura gli ufficiali scrittori testimoniavano di altro oltre che di se stessi, a saperlo, la scrittura popolare era allora di là da venire. Ma insomma ho constatato che la rivoluzione non c'era, il fare come la Russia non c'era.
e mi sono ritratto in buon ordine. Con qualcheduno, parlando in questi 2 giorni, io ho ritenuto di poter dire che io non mi sento così capovolto io stesso rispetto a quando sono partito, nel senso sì, ma mi è capitato anche con altri, non è soltanto tu, no, in questi 2 giorni sì. Io sono sempre andato in cerca, fin dai tempi dei vinti di Caporetto, degli attori storici e non delle vittime. Perché io non vado bene a questo anniversario, benché sia dovunque in ogni luogo? Non vado bene, ma io non sono all'unisono, non sono sintonizzato con questo culto dell'essere vittima. Vedove, orfani, ho capito, ma è la storia allora chi la fa? Ma la storia non c'è più, non ci sono più le ideologie, non c'è la storia, non c'è la politica e vabbè, allora c'è soltanto il tutti a casa. Quando mi sono reso conto che in effetti parole d'ordine magari non ce n'erano, ma se parole venivano dette per interpretare quegli ultimi giorni di ottobre andavano nel senso del tutti a casa, allora io mi sono ricordato che in quanto giovane cittadino io avevo imparato che nel 43-45 non era giusto, non era corretto civilmente e politicamente andare tutti a casa, ma era corretto fare la resistenza. Mettendoci un bel po' di anni sono arrivato a pensare che non fosse corretto, fosse politicamente sbagliato, ma avesse le sue ragioni anche andare a fare la Repubblica Sociale. Tutto pur di non andare semplicemente a casa con le mogli sui letti di lana, come diceva il canto sovversivo della prima guerra. Canzone. Ecco, attori dunque e non vittime. Ma questi attori avrebbero avuto bisogno di un partito. Quale partito? Il partito del né aderire né sabotare non fa politica, prepara le elezioni e ci riesce perfettamente perché 156 deputati sono un bellissimo risultato elettorale. Però intanto i buoi sono scappati e questo è micidiale dal punto di vista dell'autocoscienza collettiva. Se la rivoluzione non c'era, se lo Stato che andasse oltre lo Stato liberale che c'era non era all'ordine del giorno nell'Italia, io idealmente mi sono messo a tifare per lo Stato che c'era. E infatti il mio terzo libro della mia trilogia sulla guerra si chiama Giornali di trincea e lavora sull'ultimo anno di guerra. Beh, ma la problematica non è finita, perciò dicevo prima che noi possiamo essere precisi e informati e informatori quanto vogliamo, rendendo meno caldo il tema. Però non più tardi di pochi giorni fa io francamente ho letto con scandalo una pagina dedicata da un giornale che per altri versi io amo e che compro da decenni ogni giorno, cioè il Manifesto. L'intera pagina è dedicata da un bravo giovane studioso a libri usciti su Caporetto in cauda venenum. Nelle ultime 3 righe dice: voi là, non ci metteremo mica tutto l'anno prossimo a parlare di Vittorio Veneto, Vuoi aggiungere Io penso qualcosa? che proprio sì. Sì, volevo aggiungere- proporre a vuoi Mario aggiungere- di trasformare questo incontro in una seduta di autocoscienza storiografica. Cioè, nel senso che parlavamo prima di divisività. C'è stata una divisività, una divisione della storiografia su Caporetto. C'è stata. Negli anni 60, quando usciva il tuo, appunto, I vinti di Caporetto e poi il mito della Grande Guerra, la Grande Guerra era considerata in modo assai diverso da quanto diciamo così, oggi la maggior parte degli studiosi, primo, siamo indotti a considerarli. Diciamo così, può essere così, non elegante, però diciamo così, è necessario diciamo così, portare le prove di quello che si dice. Quando tu nella prefazione, nella lunga, bella prefazione dei Vinti di Caporetto, diciamo così, metti sotto accusa in qualche modo il Partito Socialista, non in qualche modo, metti sotto il Partito Socialista perché non è stato capace di, come tu scrivi, rivendicare l'alterità antipatriottica delle masse, la loro estraneità alla patria, alla guerra, e poi potrei continuare diciamo così, con altre citazioni così. Tu ti facevi, ma come non è un atto di accusa, voglio dire che la storia d'Italia è stata una cosa così complicata che anche gli storici, quando sono poi andati a parlarne, non possono che dividersi, non possono che dividersi. Io sono a favore della divisione della storia, sono contro la memoria condivisa.
vero che gli storici non è che sono loro i fabbricanti della memoria condivisa, ne hanno il compito di fare la memoria condivisa, però insomma la storiografia contribuisce a costruire la memoria. Allora è giusto che ci siano storiografie diverse, ma è anche giusto, mi pare ovvio, che la storiografia muti accenti, prospettive, fuochi interpretativi con il passare degli anni, perché nel passare degli anni i fatti acquistano significati diversi. I fatti della storia contemporanea, la prima guerra mondiale, oggi, noi la sentiamo e la viviamo inevitabilmente come una cosa diversa da come la vivevamo. Intendiamoci, quando Mario Isnenchi scriveva queste cose io ero pronto a sottoscrivere. Ero un giovane, diciamo così, che adesso anche Mario era giovane allora, eravamo tutti giovani, e io la pensavo più o meno come lui. Mi fece molto piacere trovare la conferma che le mie idee erano giuste e che appunto il Partito Socialista ha fatto benissimo a proclamare che non aderiva e non sabotava. Adesso penso che sia stata una delle più colossali catastrofi politiche della storia d'Italia, perché quella scelta del non aderire né sabotare che il Partito Socialista, unico fra tutti i partiti socialisti europei, ha fatto, unico. No, non ho capito. Ha avuto la conseguenza, prima, di mettere immediatamente il patriottismo come elemento decisivo della lotta politica. Poi, se tu non aderisci, io faccio il capo di Stato Maggiore, beh, certo, è abbastanza naturale che se sono in qualche difficoltà, penso che se tu non aderisci, forse sei anche incline qualche volta a sabotare. Diciamo così, è naturale che penso che insomma, non è una posizione limpidissima, anche per la sua appunto unicità, che poi fu protratta, diciamo così, questa, capisco ancora non aderire e non sabotare nel corso di una guerra, ma farlo. Il Partito Socialista nelle elezioni del 1919 impedì che si presentasse candidato chiunque nelle sue liste avesse in qualche modo aderito alla guerra. Questo dopo una guerra vittoriosa, cioè una cosa politicamente suicida, come infatti poi si dimostrò. C'è questa divisività che adesso, diciamo così, per ragioni che sarebbe molto interessante, diciamo così, perché sono cambiati. Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Mario adesso, cioè oggi, diciamo così, quella entità che chiamiamo Stato italiano ci appare come un acquisto tutto sommato, appunto, storicamente non per nulla spregevole, anzi molto importante, per cui la nostra immagine del Risorgimento si è trasformata e il suo ruolo storico nel corso del secolo e mezzo di vita ci sembra qualche cosa che abbia dato frutti appunto non proprio del tutto spregevoli e quindi siamo portati a considerarne e a valutarne in altro modo tutte le vicende storico-politiche. Ma, diciamo così, l'accusa di disfattismo di Cadorna, l'ossessione del disfattismo, era in qualche modo il corrispettivo necessario dell'antibellicismo. Cioè, se tu ti proclami antibellicista, è ovvio che io penso che tu sei un disfattista, se stiamo facendo la guerra. Certo, diciamo così, poi c'è il codice penale militare che, diciamo così, mi dice che cosa è veramente un'azione disfattista, un reato, che disegna una specie penale. Però che ci sia poi appunto 1, 2, 3, 4 lettere di Cadorna al Ministro degli Interni, scritte naturalmente da un signore che era appunto un forse anche un reazionario, seppure un liberal reazionario, non so come si potrebbe dire, ma era il capo di Stato Maggiore. I capi di Stato Maggiore non brillano in genere per spirito liberale. È ovvio che io dico, sorvegliate i socialisti, mettetegli tutte le questure d'Italia addosso. Ecco, questa visione più equanime, una parola che non so, forse più realistica, ecco, è più realistica. È un acquisto che, diciamo, importante della storiografia, che invece in tempo forse non aveva. Queste sono considerazioni interessanti che ci portano opportunamente un po' a margine rispetto al contenuto specifico
del nostro convegno, e comunque sono... Caporetto è stato moltissimo l'interpretazione di Caporetto. No, ma dico appunto in questo senso che... Facciamo la storia puramente militare. Ma anche... No, ma sto dicendo che proprio questo tipo di considerazioni ci porta a un ordine di problemi che va anche al di là, dico come fatto positivo, dei lavori che abbiamo fatto in questa sala, perché ci propone una serie di questioni. Poi ti chiederei, Mario, qualcosa su questo punto. Mi permetto però di inserirmi con qualcosa così quasi personale, perché mi viene in mente, tra mito, antimito, che poi forse è un problema, che è un tema che possiamo riprendere. Quello che ricordo a un certo punto per le persone della mia generazione, quando c'è stata una sorta di epidemia di combattenti della Prima Guerra Mondiale, perché in tutti i necrologi quelli che erano al di sopra di una certa età ricordavano che erano reduci della Prima Guerra Mondiale. Cavalieri di Vittorio Veneto. Cavalieri di Vittorio Veneto, tecnicamente, Cavalieri di Vittorio Veneto. Allora questo fa pensare un po' al recupero nella memoria di cose passate, cioè probabilmente era gente che avrebbe fatto tutt'altro e che comunque aveva metabolizzato un'esperienza evidentemente fortissima. Se posso aggiungere un ricordo personale che mi viene in mente molte volte, perché mi aveva colpito, mi è toccato fare il militare, ho fatto il militare alla scuola di Foligno e c'era, credo fosse l'anniversario della vittoria o di non so che cosa, e dovevo accompagnare un gruppo di soldati a fare, diciamo, rendere gli onori a una lapide che ricordava la Prima Guerra Mondiale. E la cosa che mi sorprendeva erano queste persone anziane che ci piangevano. Dico, ma è possibile che su una cosa di questo genere? Questo è un altro ordine di problemi, che però mi veniva in mente sentendo le discussioni. Scusate l'intromissione, torniamo a quel punto. No, che era io importante. posso risponderti su questo, mi sembra un tema bellissimo. Posso parlarne? Un tema bellissimo che ci riporta al fatto che non c'è grande guerra senza racconto della grande guerra. Racconto che le successive generazioni vengono trasformando, ma che è stato assolutamente coinvolgente, rispetto a cui i libri scritti da qualche ufficiale sono una minuscolissima parte rispetto a tutte le altre forme, tramiti, stratificazioni interne che hanno investito quelle 5 o 6 generazioni che ci sono state in mezzo. E questa è la grandezza e la lunga durata della Grande Guerra. Perché questo anniversario tira? Rispetto all'anniversario, al 150enario del 2011 tira molto di più. Non parliamo del misero anniversario della terza guerra d'indipendenza, che se non ci fossero stati i venetisti a ricordarselo in negativo non ci sarebbe stato nessuno. Invece la Grande Guerra tira per le più diverse ragioni, sporicizzate, per l'inutile strage, per negarla, ma però è vero quello che Gherardo Ortalli diceva. Io faccio anch'io riferimento a un episodio. Mi capita per ragioni familiari di frequentare un certo piccolissimo cimitero Lido, anzi a Malamocco. Beh, soltanto nell'angolino dove vado io ce ne sono 5 o 6 di lapidi qualunque in cui si ricorda che è uno che ha fatto la Grande Guerra, con una formula che... Altra cosa che ci aveva colpito a suo tempo, uno dei più grandi processi politici del tempo della Grande Guerra è il cosiddetto processo di Pradamano. Qualcheduno, le autorità politico-militari avevano ritenuto di individuare una rete sovversiva distesa lungo tutta la penisola, poi è finita in ben poco. Ma insomma, uno di questi, processati a suo tempo, via via cosa diventa? Comunista, da socialista che era stato, deputato comunista, sì, ma quando nel secondo dopoguerra inoltrato viene il momento della medaglia che si dà a tutti quelli che hanno partecipato, amico vicentino storico che frequentava questo ex onorevole mi ha detto che anche lui ha reagito con la lacrimuccia di cui Gherardo Ortaglia si ricordava. Cosa vuol dire questo? Non è mica un'adesione politica postuma, è un'adesione non postuma, ma comunque da anziani
alla propria vita, ma non solo individuale, soggettivo, alla propria generazione, al proprio gruppo sociale, alla propria trincea, al proprio deposito, alla propria caserma, a quelli che hanno vissuto una certa grande esperienza collettiva. E vabbè, ma caduti oggi i moventi e i fini della Grande Guerra, di cui nessuno più sa cosa farsi e non vengono quasi mai ricordati, ciò che resta e la rende ancora viva nella memoria è per l'appunto che abbia potuto diventare racconto plurigenerazionale. Io c'era, certo, io c'era, ma detto da un popolano, non da un intellettuale romantico. Vuoi aggiungere qualcosa su questo? Essere stati, l'esperienza della guerra è un'esperienza appunto, solo chi l'ha fatta, ma poi così di risulta sanno anche gli storici che leggono le memorie. Cioè, l'esperienza della guerra è l'esperienza più coinvolgente che possa esserci, perché è l'esperienza della vita e della morte, rischiare la morte, insomma, non c'è nulla evidentemente che coinvolga di più, e in cui i rapporti personali umani che si stabiliscono fra chi si trova insieme a vivere quell'esperienza nello stesso metro di trincea, uscendo fuori o sulla stessa nave, è un'esperienza che ti segna per sempre, cioè non puoi assolutamente dimenticare, ma la stessa cosa è avvenuta per la guerra partigiana, per esempio, insomma. Ancora di più, diciamo così, questa luce assume una visione, insomma, un aspetto tragicamente sbagliato, quello che fu l'atteggiamento dei socialisti dopo la guerra, insomma. Per conto assolutamente di tutto questo, pensare che tutto questo fosse una sciocchezza, ma questo mi ricorda anche però la domanda, la questione che io sollevavo stamattina sentendo la relazione del collega austriaco, il tema appunto della necessità di fronte a un'esperienza come quella della guerra, che alle generazioni nostre è stata risparmiata, che forse sarà sperabilmente risparmiata anche a quelle successive, però che non si può escludere il tema del sentirsi assolutamente identico, vicino alla persona con cui tu hai un'esperienza del genere. Non puoi dubitare neppure un istante della sua lealtà, perché altrimenti non puoi più vivere, non puoi più combattere. Insomma. Tu devi essere sicuro che, diciamo così, appunto, lui sia dalla sua parte, dalla tua parte fino in fondo. Un'altra cosa che è emersa, forse ma no, direi in più occasioni, è quello degli ambienti culturali. Gli ambienti culturali all'inizio che l'hanno vissuto e poi il ripensamento. Sintetizzo il mito della Grande Guerra. È quello di cui Sì, parlavamo no, prima, certo, il mito e certo, l'antimito, sì. l'idea della vittoria tradita. No, quello che a me è sempre colpito, diciamo così, della partecipazione intellettuale alla Prima Guerra Mondiale è che, questo vale soprattutto per l'Italia, no, ma insomma non soltanto per l'Italia, tutta l'Europa occidentale. La Prima Guerra Mondiale è uno spartiacque della storia degli intellettuali europei. Fino alla Prima Guerra Mondiale, ma in Italia poi anche oltre, ma insomma lì diciamo, tutta la grande intellettualità, la media grande intellettualità europea è di destra, diciamo così, è nazionalista. Il Partito Socialista Italiano non aveva praticamente una sola figura di intellettuale eminente, ci sono stati De Amicis negli anni gloriosi degli inizi, ma è assolutamente povero di intellettuali rappresentativi. Infatti, diciamo così, arriva alla prova della guerra senza nessuna voce significativa, ma questo accade anche altrove. È soltanto appunto con gli anni 30 forse che c'è una spaccatura e si crea in Europa un'intellettualità di sinistra. Ma c'è appunto tutta la parte della cultura che si impegna, la parte principale, tutti gli intellettuali sono tutti quanti, diciamo così, possono essere scettici, possono essere magari appunto nichilisti, ma certo nessuno è su posizioni, diciamo così, che oggi noi potremmo chiamare di sinistra.
La partecipazione massiccia degli intellettuali italiani alla Prima Guerra Mondiale credo che ebbe questo segno, insomma. E credo che forse abbia avuto qualche effetto poi nella vittoria del fascismo dopo. Allargando lo sguardo alla cultura europea, cercano di essere protagonisti tuffandosi in quel mare nuovo che sta venendo avanti e che è la guerra. In moltissimi, e chi non ci sta è un mezzo traditore o non un mezzo. Straordinario per esempio il caso della famiglia Mann. Thomas è scatenatissimo pro guerra, anche se fa il furbo e aspetta gli ultimissimi mesi della guerra per pubblicare le considerazioni di un politico, dove praticamente addita alla fucilazione suo fratello Heinrich. Per cui nella stessa famiglia i due fratelli, Heinrich e Thomas, in realtà sono la rappresentazione vivente, che non c'è quell'unanimismo pro-guerra che Thomas presenta come assolutamente ovvio. E infatti all'interno di questo libro, non è ancora il libro... Ma non lo presenta lui come ovvio, tant'è vero, è una polemica continua con il fratello, il libro, ma non lo presenta come ovvio, l'argomenta instancabilmente. Cioè, l'innominato che gli sta, non dico in casa, ma gli sta in famiglia, l'innominato è talmente innaturale da non costituire oggetto di un vero dibattito. No, lui è innaturale, così come è innaturale Romain Rolland. Romain Rolland che raggiunge subito dalla Francia la Svizzera, ecco, da quell'osservatorio fuori, dentro, al centro dell'Europa in guerra e fuori, si assicura uno spazio nel Journal de Genève e in una quindicina di articoli prende posizione rispetto alla guerra, coinvolgendo nominativamente una serie di grandi intellettuali, chiamandoli a pronunciarsi contro. Non gliene va dietro uno. E Thomas Mann lo sbeffeggia. Gerhard Hauptmann, che è il premio Nobel, rispetto a cui Thomas si presenta come una specie di erede, lo sarà anche come premio Nobel, ma Hauptmann rifiuta assolutamente la chiamata in causa della cultura tedesca e della Germania per ciò che hanno fatto attraversando il Belgio, eccetera, eccetera. Pura propaganda, mentre la realtà qual è? La realtà è quella degli imperi centrali. Ma questa cultura tedesca mostra di disinteressarsi pienamente dell'Austria-Ungheria, cioè c'è proprio un atteggiamento di superiorità sprezzante nei confronti di questo. Qualche volta qualcuno usa addirittura la parola cadavere, che ci siamo alleati così perché... E insomma, destra e sinistra, la maggior parte di loro probabilmente rifiuterebbe un'etichetta di destra sentendosi semplicemente all'altezza dei tempi. Poi con qualche contraddizione interna, perché... Molti dopo, però, dopo l'esperienza della guerra, molti invece faranno un salto dall'altra parte, diventeranno pacifisti, antibellicisti, diventeranno critici. Esse ce la fa anche prima, e anche lui sta riferirsi in Svizzera, grande risorsa di avere la Svizzera vicina. Thomas Mann insomma, diciamo che è importante perché cerca di guidare la gioventù tedesca appena reduce dalla guerra. C'è un discorso per i 60 anni di Gerhard Hauptmann, subito dopo la guerra, che fa Thomas Mann. È molto coraggioso, in fondo, e dice: sento degli scalpiccii sul fondo, vedo dei giovani così che non vogliono starmi a sentire. E che cosa gli vuol spiegare? Che bisogna accettare Weimar, che in fondo nella storia tedesca ci può stare anche un socialismo ben inteso. In realtà Thomas Mann non può non essere l'interprete dell'opinione pubblica, e a quel punto ha abbandonato le scelte che però appena ieri nelle considerazioni del politico ha pubblicato, che è la pubblicazione del 18, quindi è proprio... io sto lavorando proprio su questo terreno qui, sto cercando di vedere la diaristica e la memorialistica austro-ungarico-tedesca, come racconta Caporetto nel 17, quindi il momento della
clamorosa vittoria che va al di là di ogni più rosea speranza, e come racconta se stessa dentro la sconfitta inattesa appena un anno dopo. E quindi sì, diciamo che sono fresco di rapporti con questa serie di intellettuali, ma non voglio continuare su questo. Vuoi aggiungere qualcosa su questo tema? Un altro tema che è uscito e che comunque è di grande rilievo è quello delle rotture all'interno del mondo militare. Cadorna, Badoglio, io ricordo sempre, non da storico, ma memorie che mi vengono in mente, una non filastrocca, ma un modo di dire che mi capitava di sentire: il general Caneva è quel che ci voleva, il general Caneva è quel che ci voleva. Questo da parte di persone che lo usavano come interlocuzione, senza nessun presupposto ormai. Però forse era indicativo di quanto avesse pesato nella realtà del paese quella frattura interna, quelle rotture interne, se così si può dire, interne al mondo militare, con quelle accuse, quei ritorni, il problema di Badoglio, il problema appunto del quello che non era stato fatto giusto, di quello che si era sbagliato. Ancora più famoso era lo slogan, Cadorna ha detto alla regina: se vuoi vedere Trieste te la mando in cartolina. Questo Anche diventava questa addirittura un'imputazione, veniva considerato un reato di sovversivismo. Nel libro a cura di Forcella e Monticone, Proton di esecuzione, che è un'antologia di sentenze dei tribunali militari, tante volte il reato si riduce semplicemente a canzoncine di questo tipo, magari cantate mentre la tradotta attraversava una stazione, meglio ancora se di notte, in modo che non fosse identificabile facilmente chi aveva cantato quella cosa. Vabbè. Quindi questo sottofondo sedizioso, verbalmente sedizioso, sicuramente sì, accompagna la guerra e si va accentuando strada facendo. Ci sono cose più sostanziose che sono le automutilazioni. C'è quel libro importante di Attilio Frescura, un giornalista padovano, si chiama Di Ardo l'imboscato, che ha testimoniato prima e più concretamente gli altri come si faceva, no, questo moria di mani sinistre. Com'è che tutti questi buchi sulla mano sinistra? Si chiedono giustamente i tribunali militari. No, scusate, sulla mano destra, per cui appunto non essendoci altrettanti mancini passano alla mano sinistra, oppure la gamba, insomma. E Frescura racconta, e altri confermano che ce l'ha raccontata giusta, che è una specie di lotta a chi inventa prima qualche cosa per rendersi inabili alle fatiche di guerra, e i medici militari che scoprono allora la pallottola tirata direttamente sul palmo della mano non va bene perché annerisce, e un qualunque medico militare capisce che te la sei sparata apposta, ma se ci metti una pagnotta in mezzo, allora quel fumo non si crea più e non sei più così attaccabile. Poi ci sono gli ammutinamenti, mica tanti, anche qui fa parte della sindrome caporettista il fatto che noi ci siamo idealmente riempiti di ammutinamenti. Ce ne sono stati molti di più nell'esercito francese. Però gli ammutinati avessero un governo pacifista per fare la pace. Ancora una volta i fatti, senza il racconto dei fatti, non dicono le stesse cose. Non ci sono più fatti di ammutinamento all'esercito francese, eppure non c'è la sindrome da Caporetto. La Caporetto c'è da noi e naturalmente Francia e Inghilterra ci hanno molto aiutato a ricordarlo. Ma forse non c'è questa sindrome proprio perché c'era stata quella posizione del Partito Socialista. Vabbè, certo, questo è stato fondamentale. Ma posso aggiungere la Chiesa Cattolica? Non ci dimentichiamo di Santa Madre Chiesa. Sì, ma sai, sì, però diciamo così, gli alti comandi cadorniani, tutti cattolici, sapevano poi, diciamo così, quanto margine di scelta personale autonoma ci fosse all'interno dell'opzione cattolica, loro per prima. E poi bisogna pensare che i cattolici, fino alla nota del Papa del 17, non c'è una pronunzia ufficiale. Si sa che i cattolici sono stati, ma tutti
le comunicazioni dei prefetti nell'aprile-maggio del 15 a Salandra dicono sì, i cattolici sono contro, però sicuramente se c'è la guerra, insomma, il mondo cattolico seguirà senza problemi. La linea di marcia è l'integrazione, però ho sempre presente, e quindi, può essere utile, scusami, sapere che il giornale diocesano di Udine, quando si viene a sapere che il Papa ha usato questa frase forte, fa un editoriale che si chiama semplicemente così: la parola alle trincee. Ovviamente i due sacerdoti, il direttore del giornale diocesano e l'estensore dell'articolo, finiscono immediatamente sotto processo e il giornale viene chiuso. È una gara a chi lo chiude prima, lo Stato, la Chiesa, il Vaticano, l'esercito. Viene chiuso. E questo avviene, quindi vuol dire che la frase del Papa non era la parola d'ordine diffusa, che era quella dell'integrazione invece. Sono tutte e due. Sì, ma quella del 17 arriva, diciamo così, più tardi, molto più tardi, quando già il fenomeno dell'integrazione credo abbia, diciamo, preso larghissimamente piede. Nessuno, almeno in tutta la diaristica di Caporetto, tu la conosci sicuramente meglio di me, non c'è nessun episodio di truppa diciamo così, in rotta che abbia ricordato la nota del Papa. Agitando il crocefisso? No, non mi risulta. Quindi evidentemente non aveva avuto quell'eco che magari il direttore del giornale cattolico di Udine certo, ma andrebbe ricordato oggi in sede dell'anniversario, perché andando in giro all'anniversario sembra che viceversa sia stata la linea. Linea è l'inutile sì, questo è vero. Invece no. Questo è vero, questo è assolutamente vero. Sì, ma questo dipende dal fatto che la Chiesa cattolica ha cambiato radicalmente la sua posizione nei confronti della guerra. Molte altre cose, mi pare, poi. Un altro elemento che mi ha colpito un po' è il ruolo secondario che la monarchia ha, o mi sbaglio? Per esempio, l'importanza del salotto di Palazzo Papa Fava. Lì sembrava che quasi le questioni vere, reali, avvenissero tra queste gentildonne, ufficiali, gentiluomini, aristocrazia. Posso chiederti? Posso chiedervi? No, sì. No, ho ben presente quel punto della bella relazione di Valeria Mogavero, di cui conosco altri scritti relativi a Palazzo Papa Fava, perché è un lavoro in corso, questa centralità di questo grande palazzo che fa capo agli antichi signori di Padova, perché nonostante questo cognome plebeo subentrato, sono i Carraresi, niente meno, un ramo che si è salvato quando i veneziani hanno fatto fuori gli altri. E quindi li hanno fatti fuori con un assoluto senso del realismo, perché la spiegazione era uomo ucciso non fa guerra. Senso dello Stato. E il re. Ma non mancano le testimonianze critiche nei confronti di come Vittorio Emanuele III interpreta la sua regalità, cioè in modo non abbastanza regale. Questo piccoletto che ha sempre bisogno del pancotto per affacciarsi dalla sua grande macchina con cui va in giro. Questa macchina fotografica che gli ballonzola sulla panza. Non dà un senso di maestà. È chiaro che questa mancanza di virtù in senso aristocratico tradizionale può pesare, può essere negativo per qualcheduno. Oietti, per esempio, in qualche punto è critico. E per altri invece questo re borghese potrebbe essere in fondo una forma di modernizzazione. Certo, se non fosse andato sempre in giro per il fronte avremmo potuto rimproverargli di stare sempre chiuso nella sua reggia. Non lo possiamo fare, perché in effetti lui c'era, lui è presente, insomma, non avrà le physique du rôle per interpretare Sua Maestà in un modo grandioso, però come l'uomo che c'è, l'uomo c'è. Poi forse ha avuto anche un qualche ruolo politicamente più rilevante, non solo figura nel passaggio tra Cadorna e Diaz, cioè a Peschiera rispetto agli alleati nel passaggio, pare che lui è stato molto coperto da Bissolati. Lui copriva Bissolati rispetto a Cadorna e Bissolati copriva lui rispetto agli altri. Si piacevano. Dopotutto la carriera politica di Bissolati era stata in parte
trasformata proprio per un eccesso di zelo nei confronti della monarchia. Però sì, posso confermare che insomma tutto sto carisma aristocratico, monarchico non ce l'aveva, però forse la cosa è anch'essa rovesciabile, forse la monarchia borghese e forse poteva andare bene. Il soldato forse, perché era uno così, appunto, se fosse stato una figura eminente, torreggiante dall'alto. Duca d'Aosta era più torreggiante di lui. Però appunto non ebbe quella fama di... Questo anche a proposito dei ruoli. Allora, a proposito dei ruoli, torna in mente il ruolo delle donne. E su un altro settore che poi si può riprendere è il ruolo, non che la medicina ha avuto per la guerra, ma che la guerra ha avuto per la medicina. Tu mi chiedi di parlare di cose che io conosco pochissimo, se non per aver letto qualche libro, insomma. Penso, insomma, no, ma il discorso è più generale, cioè... i discorsi generali si devono sostanziare di fatti concreti. Sappiamo tutti che, diciamo così, la guerra presentò una serie di, diciamo così, circostanze medico-chirurgiche del tutto inaspettate, ferite devastanti, mise la sanità militare di fronte a problemi totalmente sconosciuti, poi anche con i mezzi dell'epoca difficilmente affrontabili. Insomma, basti pensare a tutto il problema che l'unico anestetico alla fine era la morfina e basta, insomma un po' di cloroformio e la morfina. Gli ospedali militari rigurgitavano di casi di mutilazioni che poi nel dopoguerra si trascinarono per anni, richiedendo per esempio le prime operazioni di plastica facciale. Ci sono fotografie terribili di ferite di soldati che hanno avuto metà del volto portato via, con ricostruzioni che sono quasi più mostruose, insomma, della ferita. Ci fu un numero altissimo di feriti, anche se noi spesso dimentichiamo che la maggior parte dei morti furono non per colpi di armi da fuoco leggere, mitragliatrici o fucili, ma per obici, per proiettili esplosivi. Furono i bombardamenti dei cannoni, diciamo così, quelli che avevano poi un effetto praticamente devastante, perché il proiettile, cadendo sul terreno roccioso del Carso, lo scheggiava e moltiplicava, con effetti appunto moltiplicati e devastanti, l'impatto sullo schieramento delle truppe. Tu ne sai molto di più di me. E moltissimi morivano semplicemente di malattia. Un'ultima cosa vorrei dire, per chiedertelo. L'altissimo numero, nelle statistiche si trova sempre appunto morti e dispersi. L'altissimo numero di dispersi si deve alla irriconoscibilità dei cadaveri? Spesso perché non se ne trovava sufficiente traccia, proprio perché erano stati colpiti dalle bombe. Sì, erano stati naturalmente il politico o il militare sospettoso poteva anche sospettare la diserzione. Ma sarebbe stato preso. Ma generalmente si tratta di esplosione devastante e nullificante. Ma oltre a queste morti, diciamo, più naturali rispetto all'essere in guerra, ci sono moltissime morti naturali semplicemente da intemperie, da malattie, da stenti, e non solo in prigionia, dove sono tantissime, come è venuto fuori finalmente dopo tanti anni dal bel libro di Giovanna Procacci. In un libro recente, bello anche questo, molto bello, di Diego Leoni, che si chiama La guerra verticale, lui lavora non sugli alpini in particolare, non è l'ennesimo libro sugli alpini, è un libro sull'alta quota e sulla trasformazione della vita in alta quota, da cui viene fuori che si muore moltissimo di valanga, per esempio, e moltissimo di polmonite, di freddo e così via. Per quanto riguarda la medicina, un modo per trattarla è quella tecnico in chiave di storia e medicina, come nella relazione del professor Nitti che abbiamo sentito l'altro ieri. E da questo punto di vista è chiaro che la guerra è stata, bisogna dirlo, una forma di modernizzazione.
come gemelli poteva avere a disposizione un sacco di matti veri e presunti e lavorarci sulla psiche, altri medici del corpo invece avevano a disposizione un'infinità di corpi su cui elaborare la pratica chirurgica, ma anche qualunque altra pratica. Gli ortopedici hanno potuto inventarsi tutta una serie di interventi che prima non c'erano. Questa è una possibilità che nel nostro convegno è stata presente. L'altra interpretazione del ruolo dei medici in tempo di guerra non è stata presente qui nel convegno, ma è ben presente nella storiografia degli ultimi 20 o 30 anni. Bruna Bianchi, per esempio, che non mi pare di avere visto, ha lavorato molto sulla follia e sul ruolo dei medici, sia rispetto alla follia che semplicemente rispetto alle ferite, nel rimandare troppo presto al fuoco su richiesta delle autorità militari chi in realtà avrebbe meritato di guarire con un po' più di tempo. Allora questo discorso qui sulla medicina cattiva o complice è pienamente interno alla storiografia oggi, che sacrifica molto a paradigma vittimario. Detto questo, è vero che era un fronte scoperto su cui è stato bene scrivere una serie di libri, come l'altro del studiare le carte dei tribunali militari. Anche questo è molto nelle corde dell'oggi, ma per carità, era un capitolo che andava approfondito. E le donne? Parlo io? Parli tu? Donne, Forse volevi aggiungere qualcosa su questo punto? parla di donne. Parliamo di donne. Parliamo Ma di sì, ma donne. le donne, sì, scusa, voglio dire, sì, appunto, sappiamo i libri che sono usciti sulle crocerossine, sulle prostitute, diciamo, sui bordelli militari, sulle operaie nelle fabbriche che sostituiscono gli uomini, sulle donne che addette ai servizi, le tranviere, le postine. Ci sono appunto ovviamente tutte queste cose. Per la prima volta le donne fanno ingresso in queste attività. Poi ci sono tutte le donne che rimangono a casa ad accudire, da questo punto di vista, le lettere dei soldati da Spitzer in poi, che scrivono a casa alle mogli, sono molto significative della trasformazione capillare, osmotica, che la guerra introduce nei focolari, nelle famiglie, perché dà alle donne dei compiti assolutamente nuovi, delle responsabilità, appunto di tenere in piedi il nucleo familiare, di badare anche spesso ai lavori dei campi. Tutte cose che, appunto, anche questi aspetti qui in qualche modo, appunto, vanno nella direzione di accentuare il significato storico di frattura sociale complessiva che la guerra. Sicuramente la prima guerra mondiale è stato forse il massimo evento frattura della storia del Novecento. La seconda guerra non ha avuto, forse la ricostruzione post-bellica, quello che è accaduto nell'Europa occidentale dagli anni 50 agli anni 80, ha avuto un analogo significato di frattura sociale, ha cambiato altrettanto importanti cose. Però appunto questo discorso naturalmente si adatta più al discorso precedente sulla medicina. Tutto questo, diciamo così, in qualche modo, questi aspetti, per così dire, nuovi, illuminati dalla storiografia più recente, tendono poi alla considerazione implicita, naturalmente mai esplicita, che la guerra è una brutta cosa, cosa che è tragicamente vera, naturalmente, ma che un po' assomiglia alla scoperta dell'ombrello, diciamo così. In guerra la gente muore, si sfracella. Tutto questo viene sostanziato però di un significato, appunto, che a me, ma mi pare di capire anche a Marisnenghi, lascia poi un po' scettico, cioè il significato di una sorta di moralistica condanna di un fatto storico al di là delle sue contingenze politiche, dei suoi attori, in quanto tale, in quanto guerra. Ma si dimentica, come sa invece chiunque ha letto un libro di storia, cioè, non è che a Waterloo si morisse in modo molto più
elegante, meno doloroso. Una carica di cavalleria era una cosa micidiale. Essere appunto a cavallo, incontrarsi, appunto, scontrarsi con una linea di fuoco, insomma, non era una cosa molto diversa dall'uscire dalle trincee. Il combattimento con la sciabola dava delle, diciamo così, delle conseguenze, certo meno devastanti probabilmente dello scoppio di una granata, però altrettanto sgradevoli. Vuol dire, la guerra è sempre guerra fatta appunto con l'ottica della contemporaneità, la storia voglio dire, sempre fatta con l'ottica della contemporaneità dello storico inevitabilmente. La nostra contemporaneità tende a, come dire, a farci rifiutare tutto un insieme di esperienze negative, brutte, scomode, perché le allontaniamo da noi e applichiamo, diciamo così, questa voglia di lontananza anche alla dimensione storica, spesso però tradendo la realtà della storia, credo. Donne, c'è un felice innesto sulla storia generale della Grande Guerra della storia delle donne, della storiografia specifica di genere che negli ultimi decenni è stato uno dei fronti di avanzamento della storiografia in generale. Felice, dico, questo innesco non solo perché ha permesso di fare i conti con tutto un grande capitolo e una serie di temi riguardanti appunto la presenza delle donne e come, quanto e quando, ma anche perché a me sembra passabilmente controcorrente rispetto agli indirizzi generali della storiografia attuale, perché a molte almeno delle femministe che stavano dietro la storiografia delle donne, non tutte forse, non tutte anzi, ma a una parte sì, interessava quello che aveva interessato alle femministe di allora, o più in generale alle donne di allora, cioè la promozione sociale del genere femminile, nei contesti che l'epoca forniva come obbligati, nei contesti obbligati, nello spazio-tempo che la vita aveva riservato loro. E se era guerra, era guerra. E quindi potevano anche essere state pacifiste fino al giorno prima, ma avevano una ragione in più, se donne, per convertirsi alla guerra, per dimostrare di esserci, avere spirito civico e non poter più essere chiuse in casa a badare alla prole. Dunque le crocerossine certamente sì, le madrine di guerra, lo scrivere, il parlare anche in pubblico, fare le operaie, subentrare agli uomini che non ci sono più nel mondo delle campagne, un'infinità di cose, un'infinità di ruoli che si aprono e si moltiplicano, associazionismo naturalmente, personaggi notevoli a cui possiamo dare anche qualche nome, pensate Margherita Sarfatti che segue Benito Mussolini, la veneziana Margherita Sarfatti, all'avanti e dall'avanti al popolo d'Italia per diventare poi l'autorevole organizzatrice culturale che sarà. Mi viene in mente un'altra moglie di socialista che non si accontenta di essere moglie, che agisce in proprio, Ernesta Bittanti in Battisti, straordinaria figura femminile. L'immagine di Cesare Battisti si è salvata dall'usucapione fascista perché Ernesta ha montato la guardia fino al dopoguerra, secondo inoltrato, eccetera, eccetera. Si potrebbe continuare, ma è meglio di no. Vuoi aggiungere qualcosa su questo punto? No. So che ci sono adesso anche i bambini, sono oggetto, anche i bambini, mi pare di aver letto, visto qualcosa sulla prima guerra mondiale, i bambini. È un libro di Antonio Gibelli dedicato al coinvolgimento dei bambini che naturalmente giocano sempre la guerra in tempo di pace, figurati se non sono coinvolti in tempo di guerra, se hanno un fratello maggiore. Fiume in parte si potrà spiegare anche con questo. Sono i fratelli minori che non hanno fatto a tempo andare in guerra e vogliono la loro piccola guerra anche loro. Psicologia collettiva che aleggia nell'aria. Ma i bambini e i ragazzini avevano letto di Gian Burrasca nel giornalino di Vamba, e Vamba era repubblicano ed era nato nel 1860 e non aveva potuto quindi partecipare alla guerra, e
non si sa bene, perché le sue biografe non sono riuscite a spiegare se a questo punto, anziano, riesca Luigi Bertelli, detto Vamba, a partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Ma certo che l'ha preparata nella mente e nei cuori dei futuri sottotenenti, e di questo si vanta molto. E c'è anche Piero Calamandrei tra quelli che scrivono, e c'è Scipio Slataper, c'è tutta una serie di ricorrenze di giovani intellettuali nel tempo. È l'età delle riviste anche applicata al giornalino della domenica, non soltanto alle riviste dei grandi. Questo è un altro aspetto interessante, quello del giornalino della domenica e questo tipo di stampa. Ma volevo tornare un attimo a quello che dicevi a proposito del libro di Bruna Bianchi, dei lavori di Bruna Bianchi. Allora, una cosa che mi ha colpito è stata, non so se per caso o perché corrisponde a determinati interessi storiografici, ma mi è capitato di vedere, spesso commentati proprio da Bruna Bianchi, dei servizi efficacissimi sulla follia in guerra, ma di ambiente inglese. Mentre mi pare di non aver visto che una volta qualcosa di analogo relativo all'ambiente italiano. Ti corrisponde o no? Ho visto questo filmato, se è un filmato fa riferimento, conosco ciò che ha scritto, ho fatto scrivere perché ha dato una serie anche di tesi di laurea su diversi ospedali psichiatrici, per cui insomma le carte ci sono. Bruna Bianchi e chi ha studiato in questa direzione, ce ne sono anche altri, diciamo che ha indirizzato il lettore verso robuste dosi di scetticismo rispetto alla follia e a quanto fosse vera follia. Per quello che ho capito come lettore, è più facile capire che è simulata la follia quando è simulata che non capire che diavolo sia la follia quando è follia. Ma credo che questo riguardi in generale i medici e gli psichiatri. Qual è l'intervallo effettivo tra ciò che si recita fingendosi pazzi? Anche nella Resistenza un sacco di partigiani si sono salvati fingendosi pazzi, anche qui a Venezia ci sono stati dei casi ben noti. La simulazione, la recita, ma dentro un grande fenomeno collettivo come è una guerra, e non solo in tempo di pace, tutti recitano, e simulare la follia è recita nella recita. In fondo recitano anche i generali tutti impennacchiati, non con la divisa da lavoro naturalmente, ma con la divisa bella, la divisa da parata. Posso dire, la cosa che mi aveva impressionato di quei servizi era proprio il capire come fosse sostanzialmente impossibile simulare una vera follia di guerra, perché erano servizi fatti all'interno di ospedali e pareva molto difficile che uno riuscisse a fare quella recita. Poi naturalmente ci sono vari livelli di recita e può sempre servire, ma per passare a un altro tema, che è quello che abbiamo trattato poi da ultimo anche stamattina, è quello del dibattito parlamentare. Il dibattito parlamentare, l'inchiesta su Caporetto, che cosa questo ha significato all'interno della cultura, ma della politica del Paese. Quello che insomma, era ben chiaro nella relazione che abbiamo sentito di Ballini, cioè significato da un lato, così in qualche modo, la prosecuzione inevitabile della polemica da parte di chi era stato contro la guerra, che trovava nei risultati della commissione ampi materiali, insomma, per poter continuare a sostenere la propria posizione, quindi per chiedere conto di quello che era stato, per chiedere appunto che si processasse, mettesse sotto processo tutto quello che chiunque si poteva mettere sotto processo. Da questo punto di vista sembrava più che ragionevole, ma naturalmente i tempi non erano fatti per accoglierla, diciamo così, invito di Nitti, ormai insomma è finito tutto con la vittoria, chi ha avuto, chi ha dato, in sostanza era questa la posizione di Nitti e di chiunque, diciamo così,
avesse avuto in quel momento un atteggiamento ragionevole. Il fatto è che l'intervento, la polemica, lo scontro per l'intervento aveva lasciato una eredità di divisione, di asprezza, di farla pagare da parte soprattutto del fronte che aveva dovuto subire, che era rimasto sconfitto nel 14-15, cioè dei neutralisti, che appunto sono, appena la guerra finisce, il vero loro obiettivo, a cominciare da Giolitti, che in questo si dimostra, diciamo così, non all'altezza del rango di statista, che pure invece suo, tutto l'ambiente neutralista è soltanto ansioso di prendersi le sue vendette, insomma, e quindi appunto invece di fungere come un elemento di pacificazione dello scontro politico, di dire beh, voltiamo pagina, il problema appunto terribile del biennio successivo nella politica italiana e nella storia del paese, la impossibilità, incapacità, insomma, da parte dei protagonisti centrali di voltare pagina, invece, diciamo così, di rimanere legati al maggio del 15, insomma, per i socialisti ovviamente la cosa è clamorosamente evidente, i socialisti appunto continuano la polemica, basta pensare appunto cosa sono le vignette di Scalarini, i titoli dell'Avanti, sono orientati soltanto a quello scopo lì. Viene quasi da pensare che non potendo fare quella rivoluzione che pure proclamavano di voler fare, la fanno semplicemente rovesciando tutto l'odio possibile, le maledizioni possibili contro quelli che li hanno sconfitti nel 1915, nella primavera del 15. Però questo appunto ha lasciato il paese, lo ha, come dire, inchiodato a un passato da cui non è riuscito più a uscire in modo democratico. Il dibattito parlamentare, diciamo così, quello che mi ha sorpreso è che i socialisti non erano tutti su quelle posizioni, ovviamente. C'era l'ala appunto più responsabile, che comunque si chiama riformista, Variturati, Treves, così che, diciamo così, mi è sorpreso come loro non capiscono che quello è un momento fondamentale per chiudere la partita, proprio perché in qualche modo esiste ormai una verità ufficiale che in qualche modo gli dà ragione, che in qualche modo dice che la guerra è stata condotta in modo discutibile da un comando militare che non si curava del bene delle truppe, eccetera, eccetera, proprio perché in qualche modo avevano la possibilità di esibire un trofeo di vittoria, l'avevamo detto noi, proprio per quello bisognava chiudere, era possibile chiudere. Invece no, così, mi sembra che ci sia stata un'assenza di una forte voce, di forti voci dello schieramento riformista socialista, che invece appunto lascia che le cose procedano così. E poi appunto Giolitti, quel fatto che Giolitti dà l'ordine praticamente a tutta la compagine giolittiana sul parte dell'ordine del giorno che, diciamo così, lo dava l'esercito, no? Mi sembra, gli dà l'ordine di non approvarlo, insomma. Beh, quello mi sembra una cosa appunto che dà l'idea di quanto fosse stata veramente, diciamo così, una fase da guerra civile, quella le settimane dell'aprile-maggio, in cui secondo me, questo forse ci sarebbe l'occasione di rivedere, il ruolo dei giolittiani, di Giolitti, è stato tradizionalmente considerato un ruolo di vittime, insomma, di vittime di una manovra a vasto raggio, complessa, è difficile dire fino a che punto voluta in tutte le sue fasi, ma insomma, diciamo così, dello schieramento salandrino interventista, della sua saldatura attraverso il Corriere della Sera con il movimento d'opinione, eccetera, eccetera. Ma in realtà anche la posizione di Giolitti è piuttosto ambigua, perché Giolitti fino a un certo punto viene informato da Sonnino e da Salandra di come, diciamo così, dello svolgimento delle cose. Giolitti fu informato che il governo italiano stava iniziando delle trattative con l'Austria, con il governo austriaco, per, diciamo così,
cercare di strappare qualcosa per vedere se era possibile, insomma, appunto, ottenere delle soddisfazioni alle richieste italiane. E Giolitti diede il fuoco verde a questa iniziativa. Ora, se tu dai il fuoco verde a questa iniziativa, devi anche pensare che se l'Austria non ti dà, come chiede, non ti dà quello che tu chiedi, non si mostra favorevole alle tue richieste, allora cosa succede? È ovvio che succede che c'è una rottura dell'alleanza, un passaggio all'altro campo, insomma. Io credo che forse appunto bisognerebbe esaminare con più attenzione qual è stato il comportamento, a mio giudizio, ambiguo di Giolitti in quelle settimane. Il Parlamento era stato in gran parte chiuso durante la guerra e quindi il dibattito sull'inchiesta diventa uno sfogatoio di tante cose che non si sono potute dire, di tante repressioni. Ora, il dir male della guerra a posteriori sembra un po' assurdo. Non sono riusciti neanche a fare uno sciopero generale contro, all'inizio neanche almeno una testimonianza collettiva, un no gridato e messo agli atti pubblicamente. Non sto dicendo rivoluzione, sto dicendo uno sciopero, non semplicemente a Torino come c'è stato, ma nazionale, non c'è stato questo. Beh, gli è rimasto nel gozzo evidentemente, e poi hanno dovuto avere il segretario un po' in carcere, l'Avanti censurato, tanti altri giornali chiusi, vabbè, è il minimo che potesse capitare in uno stato di guerra, ma naturalmente andava poi elaborato. Quando gli si dà la possibilità di intervenire in maniera pubblica o semipubblica come è in Parlamento, questi se ne approfittano e usano i socialisti come una sorta di rendita di posizione. Essere stati neutralisti ed essere stati accusati per anni, adesso può capovolgersi in positivo, e così sarà dal punto di vista elettorale. Ma le cose sono molto più complicate invece dal punto di vista della costruzione di un'identità sia nazionale che di classe. Tutto è estremamente mescolato e confuso. Su questo primo dopoguerra credo che dovremmo spostare l'attenzione, che anche l'anniversario prossimo porterà a questo, mentre credo che sul 14-15 molti approfondimenti sono avvenuti, in particolare attraverso tutte le carte che sono venute fuori dalla benemerita Fondazione del Corriere della Sera. Questo luogo straordinario di questo pensatoio politico della classe dirigente borghese, che è il suo principale giornale, con questo Albertini, coproprietario e direttore, che fa da punta di diamante, che fa da partito in realtà, servendosi del governo, ma praticamente trattando come una sorta di ministro fuori del governo, che può decidere di tantissime cose. Allora, questo non depone molto a favore della democrazia liberale nelle sue formulazioni effettive. Però questa forza c'è, non è che il Corriere venga a perdere peso, rilievo, elettori perché si comporta in questa maniera. Ed è anche il Corriere che si comporta così, da partito che esprime il desiderio che il Parlamento stia chiuso il più possibile e si riapra il più tardi possibile. E quindi si crea questo effetto di compressione, questa pentola che alla fin fine ribollendo scoppia, discutendo attraverso l'inchiesta, discutendo di tutta la guerra. A questo punto non c'è da stupirsene se questo è avvenuto, mi pare. Poteva andare meglio. Forse, dopo tutto, da quello che dicevamo veniva fuori anche dal nostro convegno, forse i lavori della commissione in sé, l'essere nata e l'aver lavorato così, e l'avere, sia pure attraverso una serie di ritocchi e negoziazioni e messe a punto, prodotto una relazione, questo in fondo è andato meglio, ha espresso un livello di riflessione critica sull'appena accaduto, o neanche appena accaduto, perché in parte l'inchiesta è cronologicamente coeva a ciò che sta ancora avvenendo, che non il dibattito parlamentare successivo.
quando ormai d'altra parte si trattava di gestire sì la memoria immediata della guerra, ma anche l'immediatezza del dopoguerra e di far politica nell'immediatezza del dopoguerra, schierandosi, no? Con la stessa profondità e rigore concettuale e metodologico con cui oggi le forze politiche si schierano rispetto alla legge elettorale o che so io. Bene, non so se ve ne siete accorti, è 2 ore quasi che stiamo parlando. A questo punto io credo che dobbiamo anzitutto ringraziarvi per questo incontro che mi pare sia stato molto importante, che faccia qualcosa in più rispetto alla normalità di un convegno. Spero che potremo replicare interventi di questo genere, ma intanto preparatevi, siate rassegnati e grazie a tutti, a voi e al pubblico.